Ah, buongiorno e ben trovati qui al Dorando Petri per la nona giornata del campionato femminile di hockey pista in cui le ragazze di Mirko Bertolucci della Pumas Ancora affronteranno le capoliste del Matera, una partita molto dura contro giocatrici esperte, anche anagraficamente più attempate. Passiamo ora alle formazioni. Io sono Paolo Lazzarini, alla regia Luis Carrieri. E vedete ora le formazioni sopra impressione. Nelle file della Pumas, Bianca Bertolucci in porta, Anna Berti, Milagros Ariana Castro, Martina Cupido, Anna Palagi, Alicia Ambeta De Stefano, Milagros Iacanto Frau, Giorgia Teli, allenatore Mirko Bertolucci. Nelle file del Matera invece Giorgia Meneghello, Berta Tarrida Caldù, Pamela Lapolla, Francesca Maniero, Vanessa Mazzilli, Larissa Lamacchia, Luisa Lamacchia. Allenatrice Pamela Lapolla. Sì, allenatrice Pamela Lapolla, l'esperta giocatrice materana che appunto in questa gara vestirà il doppio ruolo. Del resto molti anni di esperienze maturate. E squadre che non sono ancora completamente entrate in pista, ci sono le giocatrici della Pumas, attendiamo l'ingresso delle Materane che sono al secondo posto eh, ma a pari punti con il Trissino per la differenza reti. La classifica, infatti, aspettate che vado a leggerla, vede condurre la classifica appunto il Trissino femminile con 19 punti, al secondo posto con 19 punti ma per differenza di meriti come abbiamo detto il Matera, segue l'Hockey Valdagno al terzo posto a 15 punti, al quarto posto la Pumas con 9 punti, poi al quinto e penultimo posto l'Hockey Club Emilia con 6 punti e fanalino di coda il Viareggio Hockey con 3 punti alla sesta posizione appunto. E sì, le giocatrici di Mirko Bertucci sono appunto uscite da una vittoria netta contro le cugine del Viareggio Hockey al Pala Barzacchi nello scorso turno casalingo. Tutto pronto, arbitro della giornata internazionale Carmazzi. Si sta procedendo ora alla prova pallina, le capitane si incaricano della scelta. Tutto pronto dunque per il primo tempo e i saluti. Già fatto. Primo tempo, appunto, scambio di saluti. Una partita, lo dicevamo, molto difficile a causa dell'esperienza e delle differenze d'età, ma è tutto mestiere che entra, come suol dirsi. Le ragazze di Mirko Bertolucci per la maggior parte sono molto giovani, hanno ancora molta strada da fare. L'urlo per caricarsi le giocatrici del Matera risponderà ora la Puma. Manca una giocatrice a referto della Pumas. Si tratta della numero 17. E ancora attendiamo la messa a referto della giocatrice, se possibile.
tutto pronto. Eh, Luisa La Macchia alla battuta e adesso si può veramente partire finalmente. Luisa per Tarrida, tiro dalla distanza da Tarrida a cercare la deviazione della compagna, va a recuperare all'angolo la polla e cambia tutto dalla parte opposta, recupera la pallina al numero 20 Larissa La Macchia, la sorella. Poi la polla per Tarrida, finta e tiro di piatto, respinto. Ancora la polla per Larissa, poi gioca di sponda la polla e se ne va sulla destra, scarico! E poi c'è questo filtrante di Luisa La Macchia che non va a buon fine per le fortune della Pumas. Tanto De Stefano appoggia a Castro e accompagnato di Castro al lato. Apertura intanto per la polla. Poi scarico di la polla per la numero 20 Larissa. Poi ancora la polla. Tarrida sulla sinistra. Lancio in profondità per Larissa. Anzi, poi c'è questo tiro in girata che va fuori di Luisa. Ci sono due omonimi La Macchia, quindi le chiamerò per comodità per nome. Tanto c'è questo tiro respinto di Berti che lotta ora all'angolo alla balustra con due materane, esce vincitrice dall'ingaggio la Tarrida e poi c'è questo tiro deviato, recupera Tarrida e appoggia a Luisa, poi ancora Tarrida. Luisa sulla sinistra si accentra, appoggio alla polla, la polla, incursione, azione personale, cercava il filtrante, intuisce tutto la Castro che imposta per le sue compagne, se ne va sulla destra, raddoppiata, poi va a girare intorno a Malusta, cerca il filtrante, intuisce tutto Meneghello con la stecca. Tanto la polla serve sotto porta, numero 46 Luisa La Macchia e grande parata di Bianca Bertolucci. Brivido, primo vero brivido per la formazione di Aregina. Poi c'è questo lancio in profondità per De Stefano. De Stefano scivola e poi recupera la Giocanto, poi Berti e scadono i 5 secondi utili per passare la metà pista. Un primo brivido per la Pumas, un tiro sotto misura in cui si è superata Bianca Bertolucci. Vuole registrare qualcosa in difesa ragionevolmente Mirko Bertolucci e cercare di contenere il più possibile le incursioni di un Matera che sta mostrando una supremazia nel possesso nella manovra, ma comunque tutto sommato in questi primi 3 minuti sta tenendo botta la Pumas. Intanto si riparte con una rimessa di seconda dal vertice basso dell'area di rigore. Luisa La Macchia sulla battuta. Poi Tarrida lascia la pallina alla Pola che va a girare dietro la porta, si ferma e temporeggia, attende lo smarcamento di una compagna, lo trova in Luisa La Macchia all'angolo. Poi cerca di dialogare con la Pola, La Macchia, passaggio non va a buon fine, recupera La Macchia. Luisa. Poi la Pola al retropassaggio per Larissa, tiro respinto. Poi la Polla alza la testa,
si porta sulla sinistra, scarico a Luisa Lamacchia, dai e vai, e poi tiro da distanza ravvicinata di La Polla. Ancora Bianca Bertucci ci mette una pezza, tanto De Stefano perde la pallina a favore di Luisa Lamacchia, che protegge la pallina alla balaustra, poi cerca il no look, anticipa Berti, è un'occasionissima, la pallina va fuori, era veramente una grande occasione, tanto Castro cerca di passare fra le maglie della difesa, recupera la palla e si lancia in contropiedi, serie di finte, gancio contro gancio e incrocio dalla parte opposta, dalla parte della stecca di Bianca Bertolucci. Vale la regola del gol sbagliato e gol subito, una grande occasione nell'azione precedente per Berti, poi la risposta in contropiedi di La Polla. 1-0 a 4 minuti esatti dall'inizio del match. Berti intanto, serie di finte, poi scarico a Castro che è pressata all'angolo, recupera la palla, dialoga con Berti, con Tarrida, scusate, poi Tarrida va a girare dietro la porta, alza la testa, è molto tecnica questa giocatrice spagnola che ha militato anche nelle file del Reus, se non erro. Tanto la palla si incrocia con Tarrida, poi cerca, dopo la finta di blocco di Tarrida, di servirla a centro area, per un soffio non è riuscita ad agganciare la pallina. Tanto c'è questo lancio di prima intenzione di Luisa che è stato intercettato. Erano scaduti 5 secondi. Castro cambia tutto per Castro sulla destra. Poi non si capisce Castro con la Giocanto, poi lancio a apertura di Tarrida, anticipa Berti ottimamente, se ne va sulla destra, poi cerca di servire sul secondo palo la Giocanto, recupera la pallina, poi tiro da distanza ravvicinata di Giocanto in due tempi, nulla di fatto, risposta di Meneghello e poi Bianca Bertucci sul primo palo. De Stefano imposta per le sue compagne ma è anticipata dalla Polla, poi recupera la Giocanto. Berti gestisce la pallina a metà pista, poi decide di ragionare ma è pressata e perde la pallina. Tanto Luisa Lamacchia apre per Tarrida, accelerazione di Tarrida sulla destra, inversione all'angolo, poi serve Luisa Lamacchia che dal limite dell'area esegue un tiro debole. De Stefano e il retropassaggio sbagliato che porterà all'infrazione di 5 secondi, anzi no, sono i 10, c'era stato un cambio palla, quindi può proseguire Berti, poi anticipata la Polla intanto per la macchia, la rissa che si fa anticipare in un passaggio che poteva costar caro alla Pumas. Tanto Tarrida sulla destra appoggia la Polla, la macchia Luisa dialoga con la Polla e prosegue sulla destra, poi cerca la deviazione a volo, non aggancia la Polla. De Stefano aveva una prateria davanti a sé ma ha deciso per l'assist, sarebbe stato più opportuno proseguire il contropiede. Intanto Tarrida, la macchia diagonale da posizione molto angolata, risposta facile di Bianca Bertolucci. Tanto c'è una sostituzione, esce De Stefano, entra Cupido, la giovanissima Regina. Tarrida per la Polla, appoggio a poi ancora la Polla per la numero 7 Maniero, che è entrata appena ora, la numero 7 appunto Maniero, Chicca Maniero.
Poi sbaglia l'appoggio Berti, ma riesce a recuperare. Cupido cambia tutto per Castro sulla destra, accelerazione di Castro, serie di finte, accentramento della Castro, poi perde pallina. Ma a detta di Carmazzi aveva subito un fallo. Che è il primo fallo del Matera, ad un fallo, eh sì, a 0 falli ancora la Pumas. Castro e Cupido, Cupido accompagnato di Cupido deviato dalla Polla, che poi commette infrazione di stecca alta, a detto di Carmazzi. Ah no, è a 2 falli, era un fallo, non era una stecca alta per una steccata sulla stecca da parte di Carmazzi. Quindi a 2 falli il Matera. La Polla, Berta Tarrida, poi c'è un warning a Luisa Lamacchia per un'intemperanza verbale verso l'arbitro Carmazzi. Più un fallo di squadra, appunto, che era in corso. Tanto Castro Cupido per Giocanto che non riesce a passare sulla destra, recupera Tarrida, poi lancia la Polla in contropiede, la Polla cerca di incrociare nel set opposto ma non riesce, pallina fuori. Tanto la Giocanto, azione personale, cerca di passare fra le mani della difesa materana, poi retropassaggio intercettato dalla Polla. Lascia la pallina a Tarrida che scambia con la Polla, che non aggancia, la pallina è stata sporcata da un intervento difensivo. Poi c'è questa spinta a danno di Cupido non sanzionata da Carmazzi. La Polla se ne va sulla sinistra, va a girare la retroporta, ne esce, serve Maniero. Poi la Polla gestisce pallina e appoggia a Tarrida che serve in dai e vai, la stessa la Polla che rinuncia ad andare a rete. Poi ancora Tarrida, serie di finte, si porta la pallina sulla destra, ancora buona tecnica di questa giocatrice, pallina incollata alla stecca e testa alta. Poi c'è questo tiro debole di La Polla, respinto da Bianca Bertolucci. Poi filtrante tentato da Giocanto, intercetta Luisa Lamacchia, lascia la pallina alla Polla. Poi il retropassaggio per Tarrida. Se ne va Tarrida sulla sinistra, poi si porta alla corte di Bianca Bertolucci e cercava un pallonetto respinto con il casco ottimamente da Bianca Bertolucci. Intanto ancora la Polla, serve Tarrida che si accentra, sta affilata alla distanza di molto a lato, recupera Castro, poi cerca di servire la compagna ma anticipa la Polla, poi ancora Castro, si porta via però la pallina alla Polla ed è trattenuta, è fallo, il primo della Pumas, a 3 falli il Matera, tanto Tarrida per la Polla nella propria metà pista, poi in profondità per Maniero, ancora la Polla, finta di tiro e scarico a Maniero, poi cerca il filtrante Maniero, è anticipato, recupera la Giocanto e si lancia in contropiede, cerca di portarsi via la pallina ma non riesce a passare. Poi apertura per Tarrida, tiro e fa buona guardia Bianca Bertolucci, era in posizione molto angolata Tarrida. Poi Cupido, tiro, pallina che va alta, Maniero apre di sponda per Luisa Lamacchia, si porta via la pallina Luisa Lamacchia e serve la Polla. Poi Tarrida, ottimo il contropiede in questo dai, concluso da questo dai e vai, la Polla, Tarrida la Polla, triangolazione vincente per il 2-0 a 13 minuti e 56 dalla fine della prima metà. Nulla da dire, un contropiede ben congegnato. Tanto Cupido, poi la Giocanto è anticipata da Tarrida che apre per la Polla,
la scala con Luisa Lamacchia, poi ancora Luisa Lamacchia, tiro deviato. Molte brave nel fraseggio queste giocatrici del Matera, in uscita dalla propria metà pista fanno una transizione molto rapida con passaggi precisi. Tanto Tarrida sulla sinistra, retropassaggio per Maniero che cambia tutto, poi la polla sulla destra. Ora Tarrida, la polla, siamo sulla destra, poi si accentra, scarica Tarrida sulla sinistra, poi Maniero. Poi nel retroporta esce Maniero, serve la polla, porta il blocco, poi questo passaggio per Luisa Lamacchia, finta e giravolta, è braccata fallosamente a giudizio di Carmazzi. Ed è il secondo fallo della Pumas. A 3 falli ancora il Matera. C'è la richiesta di un time out intanto dalla panchina. Quindi già un parziale abbastanza netto, però considerando il valore dell'avversario ha sin qui contenuto decentemente la Pumas. È pur vero che queste ragazze del Matera si trovano a meraviglia, escono con grande disinvoltura della propria metà pista e raggiungono con facilità la porta. Si riparte con Tarrida che fa possesso e se ne va sulla destra, cerca la deviazione vincente per Luisa Lamacchia che riesce a una deviazione spalle alla porta a quanto pare. Molto a sorpresa questo intervento. Questo va bene. Quindi si riparte da metà pista. Castro sulla sinistra, alza la testa, cerca di servire a centro area Palagi, ma non ci riesce. La Polla, alza la testa la Polla e serve sulla sinistra Tarrida, poi ancora la Polla. Maniero, Tarrida, Maniero, un giro a 3, quello del Matera ora, poi perde la pallina la macchia Larissa, recupera Tarrida, apertura per Maniero, poi ancora Tarrida nella propria metà pista, lancia in profondità Larissa la macchia, poi Tarrida per la Polla sulla destra, poi Larissa va a girare dentro la porta la Polla, gioca di sponda per Tarrida, scarico di Parrida per Maniero, poi c'è la deviazione davanti alla porta di Castro che scongiura il tiro, poi tiro debole di Castro sul primo palo, può ripartire Tarrida, sotto gamba per Maniero, ancora Tarrida sulla destra, cerca il filtrante dove nessuna delle sue compagne si fa trovare, riparte dunque la Pumas con Cupido, siamo sulla destra, finta e prosecuzione sulla destra di Cupido, va a girare nella porta, poi di sponda per Castro, finta di Castro, dialogo con la sponda e se ne va sulla sinistra, poi c'è questo passaggio al centro, non è riuscita ad agganciare
Iocanto, ma c'è questo tiro debole di Palagi su cui ha qualche difficoltà Meneghello, ma in qualche modo riesce ad ostruire il tiro. La Polla, Tarrida in dai e vai con la Polla, si accentra, non riesce a eseguire il tiro, le ruba la pallina a Cupido, apertura per Giocanto, alza e schiaccia Giocanto a superare due avversari e poi tiro, fa tutto bene la Giocanto, ottima questa incursione, molto tecnica, tiro però è debole e centrale, poi anticipo di Cupido su Tarrida, provvidenziale. Palagi, non riesce il servizio di Palagi, intuisce tutto Tarrida e appoggia alla Polla. Ancora Tarrida sulla destra. Maniero per la Polla. Poi c'è questo filtrante anticipato da Giocanto, recupera la rissa, la macchia, poi l'anticipo di Giocanto che gioca di sponda per Castro. Castro non riesce a superare Tarrida che l'anticipa. Poi serve la Polla e a sua volta riceve la pallina all'angolo, se ne va di sponda. Poi il retropassaggio a dare respiro alla manovra per la rissa e la macchia. La Polla, finta di tiro, poi no look per la rissa e la macchia. Tarrida filtrante sul secondo palo, ottimo per la rissa che non era ben posizionata, era un pelino in ritardo per le fortune della Pumas. Tanto la Polla cerca la deviazione di Tarrida, nulla di fatto. Riparte Castro, apertura per Cupido che va in dai vai con Castro. Bellissimo questo servizio di Castro per Anna Palagi che in due tempi non riesce a trovare lo specchio. Peccato, una buona uscita una buona transizione eseguita dalla Pumas che aveva portato davanti alla porta Palagi. Tanto Tarrida per la Polla e passaggio in girata bellissimo di La Polla per Maniero che poi devia alta la pallina che va, c'è una rimessa a due, probabilmente si era impigliata nella rete, non sono riuscito a vedere la pallina. Bella questa azione, comunque bellissimo il passaggio di La Polla in girata a tagliare tutta l'area per la deviazione sotto misura di una compagna. Tanto Cupido se ne va, pressata dalla Polla. Castro sfrutta il blocco, Castro poi cerca di andarsene, è anticipata da Larissa, poi la pallina sulla stecca di Maniero, non si fa ipnotizzare Mirko Bertolucci che risponde, Bianca Bertolucci scusate che risponde con il gomito, poi Giocanto, lob di Giocanto accompagnato, respinte Meneghello, poi 2 contro 2, Maniero per Tarrida, Tarrida ha la possibilità di tirare, non è riuscita a inquadrare la porta, pallina deviata, ancora Tarrida, sfrutta il blocco di La Polla, poi razzo passaggio a dare respiro alla manovra per Larissa, sta affilata dalla distanza deviata, La Polla recupera la pallina e esegue questo tiro sotto misura, si supera Bianca Bertolucci su di lei. Poi Tarrida per La Polla, accelerazione tiro di La Polla deviata, poi Larissa la macchia per la stessa La Polla che cambia tutto sulla destra per Tarrida. Poi Maniero cerca la deviazione volante ma non c'era nessuno che poteva cogliere quella pallina. Ragiona Polla per Tarrida. Ancora la ricerca di una deviazione volante di La Polla per Larissa. Poi tiro da distanza, deviazione di Giocanto. Castro, apertura per Anna Palagi, poi in profondità ancora per Giocanto che cerca di servire a centro l'area Castro, non è andata a buon fine quel passaggio, peccato. Tanto Maniero tutta sola, cerca di incrociare sul secondo palo, per le fortune della Pumas la pallina va fuori. Tarrida, tiro debole, poi c'è questa fallo alla balaustra di Larissa La Macchia.
È il quarto fallo per il Matera. Forma 2 falli la Pumas. Risultato di 3-0 ancora, a 6-11 dalla fine del primo tempo. Castro alza la testa, finta di tiro e poi appoggio a Cupido nella propria metà pista. Sfrutta il blocco Cupido e tiro dalla distanza. Pallina sulla stecca di De Stefano. Pressata da due materane che gli rubano la pallina, se ne va dunque la Polla. Incursione di La Polla, tiro ad incrociare, risponde Bianca Bertolucci. Poi Berti, tiro dalla distanza alto al di sopra dell'1,50. Tarrida, imposta per le sue compagne. Appoggio alla Polla. Poi ancora Tarrida. La rissa per la Polla, poi se ne va sulla sinistra Tarrida, porta la pallina all'angolo, inversione, poi appoggio a La Macchia che non riesce a tirare. Berti dunque per De Stefano che da posizione ravvicinata spara alto. Peccato, peccato perché qualche occasione c'è stata per cercare di accorciare questo 3-0 e poi la legge del gol sbagliato, gol subito in contropiede. Il Matera realizza con Luisa La Macchia il 4-0 pesante a 4 minuti e 54 dalla fine del primo tempo. Tanto c'è l'ingresso della numero 8 Mazzilli, che va ora a incaricarsi del recupero della pallina all'angolo, pressata da Cupido. Ancora gli ruba la pallina a Cupido, poi appoggia De Stefano. De Stefano cambia tutto per Berti sulla destra, poi riceve a sua volta. Ancora Berti, si accentra Berti, si incrocia con De Stefano, non ci sono soluzioni, dunque Castro, pressata dalla Polla, perde la pallina, recupera Tarrida, che scambia con la Polla, poi Mazzilli è incerta nel controllo, retropassaggio a Tarrida, che cambia tutto sulla destra per Luisa La Macchia, scarico di La Macchia per la Polla, poi Tarrida, cerca la deviazione di La Macchia che ancora una volta, per la seconda volta in deviazione volante, conclude a rete per il 5-0 che comincia ad essere pesante a 3 minuti e 54 secondi dalla fine del primo tempo. Sì, mi confermano la panchina, se non si fosse capito, che la specialità di Luisa La Macchia è la deviazione volante. Tanti De Stefano per Berti che ci prova dalla distanza, sulla linea di tiro c'era Giocanto, non è riuscita a spizzare la pallina. Poi Mazzilli anticipata da De Stefano che se ne va sulla destra, va a girare nel retroporta, poi cerca giustamente il filtrante per la Giocanto che non si era preparata alla ricezione, forse passaggio anche un po' troppo forte. Tanto Mazzilli recupera La Macchia a favore di Tarrida. Tarrida per la Polla, se ne va Tarrida poi sulla destra, si ferma all'angolo, subisce la pressione di De Stefano, ma porta la pallina veramente con grande disinvoltura la spagnola. Poi cerca il filtrante che si stampa sui gambali di Bianca Bertolucci. Dunque De Stefano gli ruba la pallina la Polla, ma poi la protegge De Stefano. Molto in affanno la Pumas in uscita dalla propria metà pista. La Polla per Mazzilli che non è riuscita nella deviazione, nel aggancio della pallina. La Polla se ne va fra due avversarie, poi sbaglia la conclusione. Giocanto, apertura per Anna Palagi che cambia tutto per Berti sulla sinistra, retropassaggio per Giocanto. Poi Giocanto
si incrocia con Berti, tiro dalla distanza, la Polla recupera la pallina, è rocciosa la giocatrice materana che la tiene fino in fondo, poi va a fare dialogo con la sponda dal retroporta, poggia a Maniero, anticipo di Berti, 2 contro 2, scarico per Giocanto che non ha visto il passaggio, poteva fare qualcosa di meglio la Pumas in questa situazione. Poi De Stefano, retropassaggio per Anna Palagi che serve Berti, pressatissima dalla Polla che recupera la pallina. Poi Maniero, anticipo di Palagi, apertura in profondità di Palagi per Berti che è costretta a tornare nella propria metà pista, poi l'anticipo di Mazzilli e cercava di servire dall'altra parte Luisa Lamacchia, passaggio anticipato. Tanto Giocanto, tiro debole e centrale. Ancora la Giocanto. La Polla. La Polla porta la pallina, cerca un tiro dalla parte della stecca, molto debole, risponde Bianca Bertolucci. Berti, anticipata dalla Polla, giocatrice onnipresente, dotata di una grande fisicità e di grande esperienza. Militava anche fino a 2 anni fa con la maschile della 2. Tanto anticipo di Mazzilli che dialogo con la sponda e si porta via la pallina. Apertura anticipata da Palagi che poi sbaglia l'appoggio. C'era Berti tutta solo in contropiede. Tanto De Stefano 2 contro 2, non riesce il passaggio di De Stefano e c'è il time out, anzi no, c'è la fine del primo tempo, scusate, avevo perso d'occhio il tabellone, quindi si chiude questo primo tempo della nona giornata per 0-5, risultato comunque pesante e occasioni in contropiede non sfruttate dai ragazzi di Mirko Bertolucci che un paio di reti potevano comunque eseguirle, peccato. Noi ci risentiamo fra 10 minuti con il proseguo della gara.
Ben ricollegati amici dell'Hockey Pista per la seconda metà della nona giornata. Pumas Ancora, eh, Roller Matera. Un risultato molto pesante quello che sta subendo la formazione di Mirko Bertolucci, 5-0. Del resto si tratta di una capolista con giocatrici esperti e nazionali in pista. E quindi si attende un attimo la ripartenza. Sulla battuta Giocanto e Berti scambia con Giocanto, a sua volta cerca Berti, la pallina non passa, riparte dunque Maniero, decide di ragionare, poi serve Tarrida che spizza la pallina a favore di Luisa Lamacchia, poi Maniero, ancora Tarrida che è un po' la playmaker insieme alla Polla di questo Roller Matera. Apertura intanto di Berti per De Stefano, ancora Berti per Castro, poi De Stefano, poi De Stefano appoggia Berti nella propria metà pista, staffilata dalla distanza di Berti, debole Berti nella propria metà pista, staffilata dalla distanza di Berti, debole, dietro schiena elegante di Tarrida che imposta per le sue compagne e apre per la rissa. Passaggio intercettato da Berti e poi riporta via la pallina. Pattina Berti, scarico per Castro sulla destra, si accentra Castro e tiro sopra di una ventina di centimetri, poteva risultare molto pericoloso. Evviva la Pumas. Intanto la rissa per Maniero in discesa sulla destra, non va il filtrante di Maniero, ma recupera sulla deviazione Tarrida per Maniero. Maniero decide di ragionare, cambia tutto per Tarrida che si accentra, scambia con Maniero e va in dai e vai sulla balaustra destra, poi cambia tutto per la macchia. Filtrante a cercare Luisa. Tanto Berti, serie di finte, poi tiro, un rovescio potente, respinge Meneghello. Berti appoggia De Stefano, ancora per Castro sulla destra. De Stefano, finta di De Stefano, poi scarico dalla parte opposta per Castro, tiro debole sul primo palo, nessun problema per Meneghello. Poi Maniero va a girare dietro la porta, la rissa per Luisa che si accentra, servizio per la rissa che serve a sua volta a Luisa, ancora la rissa per Meneghello, lancia in profondità Meneghello, Tarrida che va a girare retroporta, poi passaggio, assist per la rissa in uscita dal retroporta, tiro sul primo palo, nessun problema per Bianca Bertolucci. Questa bella apertura, inquadrarla, occasionissima, a dire il vero, e intanto ancora accanto coglie la rete esterna. E a dire il vero, occasione per accorciare le distanze la Pumas ne avrebbe anche avute fra primo e secondo tempo. Purtroppo è mancata la mira. Maniero, 3 contro 1, grazie a un anticipo della difesa della Pumas. Intanto la rissa. Appoggio a Luisa e poi c'è questo tiro sotto misura di Maniero. Tarrida, siamo sulla destra. Porta la pallina sulla sinistra per Maniero che ha una prateria davanti a sé. Non inquadra la porta la Maniero per le fortune della Pumas. Intanto 2 contro 1, scarico a De Stefano, poi Berti ancora non aggancia in questo dai e vai. Tarrida ragiona Tarrida e poi appoggia a Luisa Lamacchia che è incerta nel controllo, recupera l'angolo. Poi se ne va, si accentra, alza e schiaccia. Risponde ottimamente Bianca Bertolucci. Ancora occasionissima per il Matera.
Poi Tarrida per Larissa, Maniero per Tarrida, poi sbaglia e la Giocanto sbaglia il passaggio fra una coltre di giocatrici. Tanto Larissa la macchia non aggancia, va a recuperare all'angolo De Stefano. Porta la pallina De Stefano sulla sinistra. Poi il retropassaggio a dare respiro alla manovra per Berti. Tanto c'è questa deviazione sul tiro di Berti, di Tarrida, che poi sbaglia l'apertura. Va a recuperare la neoentrata Cupido. Ancora Cupido, apertura per Castro che accelera sulla destra, serie di finte, poi non si fa ipnotizzare la Tarrida che addomestica la pallina imposta per le sue compagne. Apertura per Maniero. In profondità per la macchia, Luisa che serve Larissa da posizione centrale, fallisce. Fortunata la Pumas per questo errore di Larissa. Intanto Maniero, scarico alla macchia Luisa, tiro molto a lato. Ancora Larissa per Tarrida in discesa sulla destra, poi si porta sulla sinistra e serve sul secondo palo Maniero che innalza e schiaccia, spara fuori. Poi c'è questa apertura sbagliata di Castro. Tarrida alza la testa, Tarrida cerca compagna libera, la trova in Maniero. Larissa si fa anticipare da De Stefano, si lancia sulla destra De Stefano, poi cerca sul secondo palo Castro, intuisce Tarrida. Larissa, Tarrida, poi sul secondo palo Luisa in posizione angolata, spara alto in questo contropiede. Tarrida per Luisa Lamacchia che dialoga ancora con Tarrida, poi si incrocia con la Giocanto, è chiusa a due avversarie, poi la Polla si accentra e tiro accompagnato dalla parte del guantone, un primo palo che batte Teli per il 7-0 a 11 minuti e 31 secondi dalla fine del match. Giocanto, tiro debole, respinge Meneghello, può ripartire Tarrida che apre per Maniero, alza la testa Maniero, cerca il filtrante, anticipata da Berti. Tanto Tarrida per Maniero che esce dal retroporta, dialoga con Mazzilli e cambia tutto per la Polla. Ora Maniero si invola sulla destra, poi cerca un passaggio filtrante che è anticipato, riparte Giocanto, apertura per Berti sulla sinistra che decide di ragionare, retropassaggio per Palagi. Palagi per Cupido, pressata dalla Polla, combatte Cupido ma è fermata fallosamente a giudizio di Carmazzi dalla Polla. Tanto Cupido lancia in profondità Palagi che però nulla può su questo passaggio. Tarrida, apertura per la Polla, poi Maniero, siamo sulla destra. Tarrida, la Polla, Maniero si incrocia con la Polla, poi servita all'angolo. Finta di tiro e cambia tutto. Giocanto cerca il lancio in profondità per Palagi, poi Palagi disponde e segue questo retropassaggio sbagliato. Si andrà all'infrazione dei 5 secondi. Chiede tranquillità a Mirko Bertolucci nella gestione della sulla battuta Mazzilli.
Tarrida per Maniero, si accentra Maniero, appoggia, passaggio errato per la Polla, poi ancora Maniero per la Polla, la Polla e fa possesso e dà dimostrazione di grande padronanza del gioco di stecca. Tarrida sulla sinistra, lancio in profondità per Giocanto, intuisce la Polla, tanto filtrante di Maniero per Tarrida, nulla di fatto, è pressata da Palagi che recupera la pallina balaustra e manda la pallina dalla parte opposta, ma Mazzilli la recupera, poi gioca di sponda per la Polla. Tanto Mazzilli per Maniero, azione volante di La Polla e la trova per l'8-0 a 8 minuti e 15 secondi dalla fine del match. Deviazione volante dunque e il fallo assegnato da parte di Carmazzi, che è l'8º. Vedremo se riusciranno ad arrivare al 10º le Materane, a mandare sul distecco i ragazzi di Mirko Bertolucci. Tanto Palagi si porta via la pallina a sinistra, alza la testa, cerca di servire Giocanto che tira di prima intenzione ma il tiro è sporcato. La Polla dunque, accelerazione di La Polla, poi ragiona, cerca il filtrante per Maniero, intuisce Giocanto. Riparte dunque Cupido, serie di finte di Cupido e poi tiro accompagnato. Nessun problema per Meneghello. Mazzilli e perde la pallina a favore di La Polla che poi è braccata. Giocanto dunque, alza e schiatta di Giocanto, cerca la percussione personale, dice no Luisa Macchia. Maniero va a girare nell'elettroporta, rato passaggio per Luisa Macchia, poi La Polla sulla destra. Si incrocia con Maniero che poi cerca la deviazione volante di Luisa La Macchia a centro area. Sono molto abili nel gioco al volo le Materane. Tanto esce Anna Palagi, entra De Stefano. Q porta pallina, è imposta per le sue compagne, poi ragiona, cambia tutto per Giocanto, che gioca di sponda per Cupido a sua volta. Serie di finte di Cupido, molto tecnica, non riesce però a trovare l'attimo per il tiro, poi viene messa giù falosamente da La Polla. Buon gioco in gancio e controgancio di Cupido, peccato che non è riuscito a concludere. Giocanto, tiro deviato, poi Luisa La Macchia e Maniero in contropiede in 2 contro 1, grande recupero di Castro provvidenziale in questa fase. Poi ancora La Polla che cambia tutta per Maniero. Maniero sul blocco, cerca il filtrante per La Polla, pallina deviata. Dunque La Macchia Luisa sbaglia il controllo, Maniero può ripartire, Giocanto che però è troppo in posizione laterale, poi De Stefano a rimorchio, non riesce a far niente di buono. Maniero porta via la pallina e poi cerca l'incrocio, risponde con il gomito Teli. Tanto Castro pressata da Larissa La Macchia, inversione di Castro, serve De Stefano, raddoppiata la balaustra, gli ruba la pallina
Luisa Lamacchia cerca di servire la compagna a centro area ma anticipa e De Stefano recupera. Buono l'anticipo di Cupido in questa fase. Poi c'è questo accompagnato di Castro, risponde Meneghello con il guantone. 4 minuti e 50 secondi alla fine del match. Risultato di 8-0. Tanto Cupido giravolta e scarico a Iocanto, poi Cupido prosegue, tiro dalla distanza, sulla linea di tiro c'era De Stefano, non è riuscito a deviare. Ancora Cupido finta e poi tiro, primo palo ma fa buona guardia Meneghello. Poi Giocanto recupera la pallina imposta per le sue compagne, pattina in velocità, si accentra e perde il controllo della pallina proprio sul più bello. Poi cerca di cambiare tutto per De Stefano ma anticipa Maniero. Larissa Lamacchia apre per Luisa, anzi Luisa apre per Larissa. Castro poi cerca di andarsi sulla destra ma è anticipata da Mazzilli. Riparte Maniero. Maniero, una prateria davanti a sé, la disattenzione difensiva madornale della Pumas che rischiava di mandare al testa a testa Maniero. De Stefano, percussione, azione personale, tiro e primo gol, il gol della bandiera di De Stefano, 8-1, dunque a 3 minuti e 26. Tanto Maniero, scarico per la macchia, Luisa, grandissima parata di Bianca Bertolucci. Questo tiro sotto misura, poi ancora De Stefano, di Teli, scusate, di Teli, scusate. Poi Mazzilli ancora la macchia che non è riuscita a agganciare la pallina per le fortune della Pumas. Ancora Maniero, sfrutta il blocco, chiede pressione Mirko Bertolucci sul portatore di palla. La macchia alza e schiaccia da retroporta, non è riuscita a dare l'ultimo tocco. La macchia, poi riparte De Stefano. Ancora De Stefano, tiro, si distende con i gambali Meneghello. Poi Maniero, lancio in profondità, ottimo per Mazzilli che controlla con maestria, poi si gira, ma è anticipata da Teli. Tanto Giocanto esegue un filtrante, ma non l'aveva seguita Castro nella manovra. Poi la macchia anticipato, apertura sbagliata di De Stefano, poi porta via la pallina sulla sinistra, retropassaggio per Cupido. Siamo sempre sulla sinistra, tiro dalla distanza deviato, riparte Luisa Lamacchia assieme a Larissa, finta di scarico dalla parte opposta e tiro sul primo palo e dunque 9-0. Molto astuta Luisa in questa occasione, finta di passaggio e tiro sul primo palo. Ed è il 9-0. 9-1, sì, a 1, almeno quello. A 1 minuto e 30 secondi dalla fine del match. Tanto Castro cambia dalla parte opposta, non impatta la pallina Stefano. Poi Larissa serve a centro area Mazzilli, dice no Bianca Bertolucci. Ancora De Stefano, una diga su di lei Luisa Lamacchia, scusate. Poi Giocanto, passaggio per Cupido, serie di finte di Cupido, se ne va sulla sinistra ma è braccata da Maniero che apre per Mazziglia, 3 contro 2, poi sbaglia il passaggio Maniero, recupera Larissa che è raddoppiata, gira dietro la porta, esegue questo retropassaggio per Luisa, poi ancora Luisa per Mazzilli,
Luisa Lamacchia cerca il passaggio per una deviazione a volo, ma non si capisce con Larissa. Poi Giocanto, dialogo con De Stefano che perde pallina. 2 contro 1. Lamacchia non va a buon fine il passaggio per fortuna della Pumas. Giocanto poi 10 secondi alla fine del match. Ancora Giocanto, ha un'occasionissima. Cerca sul secondo palo De Stefano che non impatta. Peccato. Peccato e sirena e finisce qua questa nona giornata. Pumas Ancora, Roller Matera 9-0, risultato pesante. Non è riuscito neanche ad arrivare al 10° fallo, peccato, poteva dare un'occasione per un secondo gol della bandiera. E tant'è l'esperienza e la tecnica delle giocatrici materane si è fatta valere quest'oggi sulla Pumas, che è ancora da maturare sia in termini anagrafici che di tecnica. Dunque terzo tempo, giocatrici al centro per i saluti di rito.